Io penso e credo che il ragionamento che ha fatto il collega Zanni sia importante e sia fondamentale. Anch'io non sono certo, chi di noi, compreso il sottoscritto, non è d'accordo che tutti quanti devono pagare del giusto e in maniera dovuta, ci mancherebbe altro, tutti devono contribuire, però credo che quello che ha sottolineato il consigliere Zanni sia fondamentale. Questo non è il momento. Sto guardando alcune foto, basta praticamente guardare la piazza in questo momento qua, c'è il deserto. Sono già le fotografie sui social, in giro, proprio perché siamo in questo momento qua storico di emergenza che si rischia di fare ancora peggio. Perché se domani mattina i bar, le attività, a qualsiasi livello, andiamo a dire non paghi, è ovvio che in questo momento qua non paga, non c'è nessuno, non c'è nessuno, cioè dobbiamo rendersene conto di questo, come possono affrontare in questo momento qua di emergenza, perché siamo di fronte all'emergenza, come ho detto fin dall'inizio, siamo di fronte all'emergenza, lo dico, cioè non siamo mica cioè siamo mica dei manipolatori, ma in questo momento storico, ahimè, drammatico, bisogna fare necessità di più, fare un ragionamento generale, dire per carità di Dio, pur consapevoli che tutti devono pagare, pur consapevoli che dobbiamo perseguire tutte le strade necessarie per recuperare tutte quelle realtà che non hanno pagato, non hanno contribuito, ha ragione, ha torto, non entro nel merito, però è ovvio, doveroso che in questo momento qua rischiamo di fare per la peggio perché guardate, basta guardarsi in giro e rendersene conto che le attività da qua in avanti sarà sempre peggio, signori, perché il fatto di dire una settimana, no, sarà più avanti peggio, più avanti che si va. Perché la situazione è talmente drammatica che diventerà sempre di più causa la situazione che tutti noi viviamo in questo momento. Dunque, andare a mettere al muro quelle poche attività che in qualche maniera riescono ancora a stare in piedi con mille difficoltà in una situazione di questo genere qua sarebbe secondo me veramente assurdo, niente vuol dire praticamente uccidere tutto. A questo punto qua, personalmente io questo gioco al massacro ed essere parte attiva su un ragionamento, su un regolamento che si associa agli altri regolamenti che questa amministrazione ha già presentato, votato, portato avanti, in maniera a questo punto qua vessatoria, perché poco da fare, cioè sembra quasi un accanimento nei confronti di qualcuno che in questo momento qua non ha neanche le lacrime per piangere. Questo è il dato di fatto. Fatevi un giro e rendetevene conto in città, dalla riva, dal percorso del popolo, la sottomarina, e non parlo delle attività che hanno già tirato giù la stazione, e che cambiano